ringraziare subito. Certo, l'orchestra di Vincenzo Greco. Che bello. E poi volevo capire come mai c'è un posto vuoto qua. Di chi è? Ancora non sai di chi è questo posto. Non no? lo so. Di Di Umberto chi è? Napolitano. Ah, Umberto. Eccolo Umberto. Umberto che torna a portarci una chicca incredibile. Come tutti i divi mi faccio aspettare anch'io. Molto. Lo so. Senti, questa sera ci fai ascoltare proprio un brano che ha avuto un successo enorme. Nel 1981, Festival di Sanremo, e già cantavo in quell'anno una canzone che parlava dei problemi dei giovani che non trovavano lavoro, erano pieni di cambiali e speravano in una vita migliore per i loro figli. Gridarono allo scandalo, come avevo anticipato i tempi. È vero, e già allora. E quindi Marco, come si chiama questa canzone? 1000 volte ti amo. Era il modo di protestare, invece di andare a far casino scrivevano sui muri ti amo. Esatto, allora per voi? 1000 volte ti amo, Umberto Napolitano. Festival Giro e la musica va. Bussando alle porte, mostrando il diploma, ci scusi a un lavoro, ci serve perché ci vogliamo sposare. E risposte non date, le scuse inventate, la rabbia che sale, le nostre ambizioni schiacciate così, riprovate a passare. Giorni arrabbiati, leggendo gli annunci, nemmeno una stanza per viverci in due, il diritto all'amore. E le nottate sui conti, le nostre rinunce, le